Momenti di paura all'asilo nido comunale di San Giuseppe di Cassola, dove dopo mezzogiorno è divampato un incendio in una delle aule dell'istituto mentre i bambini stavano giocando. Fondamentale la prontezza delle insegnanti che hanno radunato tutti e 55 i piccoli e li hanno portati all'esterno nel punto di raccolta previsto in caso di evacuazione. Assieme a loro è evacuata anche la vicina scuola media per sicurezza fino a che non sono stati compiuti tutti gli accertamenti. Assieme ai pompieri sul posto anche ambulanze e forze dell'ordine perché subito non si conosceva la reale entità del rogo. Si è accesa improvvisamente la segnalazione d'allarme e le ragazze a seguito dell'allarme hanno cominciato a sentire una puzza di bruciato e ha visto dei gocciolamenti dal soffitto. I bambini fortunatamente non erano sotto il posto di gocciolamento, ma erano in altri posti. Cosa può essere un surriscaldamento, un cortocircuito? Ci sono indagini in corso da parte dei vigili del fuoco, ma si presuppone che sia un surriscaldamento di una apparecchiatura elettrica. E per fortuna che i bambini non erano ancora a letto. Sì, perché avevano appena mangiato e il programma prevede che dopo mangiato i più piccoli vadano a letto. Se lei capisce che fare evacuare 55, abbiamo 10 maestre per carità, più un insegnante di sostegno, ma 55 bambini a letto sono diversi che 55 bambini deambulanti, pensando anche all'età da 6 mesi a 3 anni. Dopo che i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'edificio, sono partiti i lavori di sistemazione. Sarà da mettere mano al controsoffitto dell'aula dove sono divampate le fiamme e pulire polvere e fuliggine che hanno interessato l'intera struttura. Certo è che ora ci sono dubbi sulla prossima riapertura, ci spiega il presidente della cooperativa che gestisce il nido comunale. Non sappiamo cosa dire se lunedì mattina, il problema più grosso è se lunedì mattina riapriamo o meno. Dobbiamo stare in attesa di quello che ci dicono anche i vigili del fuoco.